Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, lunedì 24 aprile. Dovremmo essere un po' più bravi a dare a ciò che abbiamo nel nostro territorio il giusto risalto, soprattutto a ciò che ci distingue dalle altre comunità, a ciò che ha fatto parte della nostra cultura, della nostra tradizione e della nostra devozione. Il turismo cerca sempre di più ciò che è peculiare. Da anni non giungeva a Chioggia un turismo così attento alla parte storica della nostra città come ora. Vediamo tantissimi turisti girare per Chioggia accompagnati da una guida, a vedere i vecchi palazzi, le chiese, l'immancabile pescheria e tutto ciò che ci distingue e che rende Chioggia unica. Ma a Marina Vecchia, il tour tra la laguna e i capitelli, se questi ultimi fossero in condizione di essere visitati, potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Il tasto dolente purtroppo è questo, a parte il capitello dei Netti che si trova in buone condizioni, accudito da una famiglia. Gli altri due, quello in Corte Granda e quello dei Berti, mostrano molte criticità, a partire dalla manutenzione che lascia molto a desiderare e all'impossibilità di vederne l'interno, che ora in entrambi i casi non avrebbe neppur senso vedere. Un restauro deve essere fatto sia esternamente che internamente, si tratta di luoghi che un tempo erano sacri per i fedeli e che ora non sembrano essere rispettati come dovrebbero, usati per gettarci cartacee e bottiglie come se fossero delle pattumiere. Eppure per il territorio restaurati e giustamente pubblicizzati potrebbero rappresentare un'altra ricchezza da offrire ai turisti, da raccontare. Probabilmente la cifra necessaria per la loro sistemazione non dovrebbe essere così proibitiva e il rientro in immagine potrebbe essere molto importante. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Si è tenuto ieri il secondo concerto della 49esima stagione concertistica della Gioventù Musicale Italiana, che in Chioggia ha una delle sue sedi, alla quale da 49 anni presenzia il maestro Loris Tiozzo. Al concerto Laboratorio Unplugged ha partecipato un quartetto di clarinetti: Giuseppe Federico Pace al clarinetto piccolo, Maurizio Croci al clarinetto soprano, Edoardo Mancini al corno di bassetto e Lorenzo Poli al clarinetto basso. La serie di concerti presentati dalla Gioventù Musicale Italiana hanno l'intento di mostrare al pubblico una serie di musicisti giovani nel panorama musicale, ma di qualità. Dietro ogni esibizione ci sono anni di lavoro e di studi e non c'è premio più grande dell'applauso del pubblico. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Sabato si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra con lo scopo di sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, aiutando ad aumentare la consapevolezza sul ruolo che ha ciascuno di noi nel prendersi cura dell'ambiente. Il 19 il Rotary Club ha voluto fare una piccola parte, promuovendo una serata durante la quale è stata presentata un'iniziativa volta al ripristino di un'area forestale distrutta dalla tempesta Vaia, dando luogo a un rimboschimento denominato Bosco del Rotary nel comune di Rozzo, sull'altopiano di Asiago. Saranno messi a dimora alberi delle specie in linea con le dinamiche naturali, per ottenere una popolazione di piante più resistenti e resilienti nei confronti dei sempre più frequenti cambiamenti climatici
climatici in atto. Nello stesso contesto è stato premiato lo studente dell'Università di Padova, Facoltà di Biologia, corso di Biologia Marina, che ha svolto la miglior tesi di laurea sul tema Biodiversità dell'Adriatico e della Laguna di Venezia, effetti delle attività dell'uomo sulla biodiversità e gli ecosistemi, gestione degli impatti e conservazione delle specie degli ecosistemi. Si tratta del dottor Alberto Santi. La cerimonia della consegna del premio di studio Rotary Club di Chioggia si è svolta alla presenza del dottor Luigi Bubacco, direttore del Dipartimento di Biologia Marina, del dottor Lorenzo Zane, responsabile del coordinamento della didattica del Dipartimento, della dottoressa Laura Iroldi, coordinatrice del Dipartimento di Biologia Marina di Chioggia, della dottoressa Isabella Moro, responsabile della didattica di Chioggia, della dottoressa Carlotta Mazzoldi, responsabile scientifica del Museo Olivi, della dottoressa Daniela Bertotto, vice coordinatrice Dipartimento di Biologia Marina di Chioggia, e della dottoressa Gabriella Marin, relatrice del premiato. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Il fenomeno dell'abusivismo commerciale arreca enormi danni all'economia legale, incidendo sia sugli interessi pubblici che privati. Inoltre, i prodotti contraffatti fabbricati al di fuori dei canali legali sviliscono il marchio e non garantiscono una produzione realizzata seguendo gli standard previsti. Il commercio dei prodotti contraffatti avviene anche attraverso il web e in questo sono state avviate le attività investigative. È stata individuata dagli accertamenti svolti dai finanziari del gruppo di Rovigo e della tenenza di Lendinara una persona che aveva avviato una fiorente attività di commercio di materiale sportivo esclusivamente in forma e-commerce, con sede nell'Alto Polesine e a quanto pare svolta in assenza delle prescritte dichiarazioni fiscali. In base alla normativa fiscale, in possesso di questi forti elementi di evasione, è stata richiesta e ottenuta dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione all'accesso domiciliare al fine di rintracciare prove ed elementi per la ricostruzione del reddito sottratto a tassazione. Oltre alle informazioni si sono trovati anche 305 capi di abbigliamento con marchi contraffatti, oltre a numerosi loghi in stoffa pronti per essere applicati sui capi, riportanti noti marchi di notorietà mondiale. Quanto rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro penale e ora il procedimento è in fase di indagini. Il sequestro probatorio di iniziativa eseguito dalla Guardia di Finanza è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Altre indagini ai fini fiscali sono in corso. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Chioggia Azzurra, un po' d'ansia nel Regno Unito oggi per la prova generale alle 3 sull'emergenza di un pericolo mortale incombente. Tutti gli smartphone 4 e 5G d'oltremanica, anche se spenti, avrebbero dovuto suonare come una sirena della polizia e vibrare per preparare il futuro gli inglesi a un The Day After. I leader occidentali al vertice del G7 in Giappone si stavano preparando perché Vladimir Putin avrebbe potuto utilizzare qualsiasi strumento gli sia rimasto, comprese minacce nucleari e attacchi informatici, in risposta ad una prevista controffensiva ucraina contro la Russia. Controffensiva che, tra parentesi, sembra sia scattata proprio oggi con la presa della sponda sinistra del Dnepr. Funzionari britannici al vertice dei ministri del G7 in Giappone hanno affermato che si aspettavano ritorsioni dalla Russia. In realtà la prova di oggi, attesa con ansia dai londinesi incollati alla radio o alla televisione, si è rivelato un mezzo flop. Telefoni che non hanno suonato, hanno fatto 2 miseri squilli in anticipo o in ritardo, hanno mandato un messaggio subito cancellato. Se doveva essere una simulazione di attacco hacker è andata perfettamente.
Mia figlia, che vive a Londra e lavora all'NHS, mi ha telefonato un po' preoccupata e scettica sulla reale consistenza di un pericolo mortale incombente. Per la generazione Z, che non ricorda, non dico la Seconda Guerra Mondiale, ma nemmeno le Torri Gemelle o la Guerra Fredda, tutto ciò è qualcosa di lontano e astruso. I problemi veri sono il riscaldamento globale, il consumo di carne, l'intelligenza artificiale. Invece l'annuncio di ieri, folle ed inquietante, di Medvedev: Londra si inabisserà per le armi russe con tutta la sua isola disgustosamente umida, non sembra più una boutade estemporanea, ma segue una minaccia analoga di qualche mese fa, dove si ipotizzava di usare la più grande bomba H, la Tsar, nome in codice Big Ivan, da 100 megatoni, lanciata da un sottomarino per creare uno tsunami gigantesco. E del resto Londra è già stata teatro di uso di materiale nucleare di un servizio segreto straniero, con un tè molto british ma zuccherato con polonio 210, per uccidere in maniera atroce il rifugiato politico Litivenko. Anche l'Italia ha un piano per l'emergenza nucleare, redatto dopo il recepimento con il decreto 101-2020 della direttiva europea in materia di radioprotezione. I limiti che sono in pubblicazione fissano in 100 millisievert la soglia di attenzione per la cura dei soggetti esposti ad un'eventuale contaminazione. Nel frattempo ci si può sempre iscrivere alle reti di rilevamento dell'eventuale day after, in maniera molto semplice. Si scarica il programma Gamma Pix, che trasforma lo smartphone in un rilevatore di radioattività, ci si collega al sito Shamsen Singh e si trasmettono gli eventuali risultati del fallout, diventando così un anello della catena di controllo e d'allarme. La speranza concreta è che la tecnologia dei malvagi ricordi quello un po' naif contro cui deve lottare l'agente Austin Powers o Johnny English, che seppelliscono tutti i cattivi con una risata, come in una commedia di Aristofane. Bebe Vio, oro nel fioretto. Presidente del Veneto, c'è un'intera regione che fa sempre il tifo per lei. Venezia, 22 aprile 2023, c'è un'intera regione che, con orgoglio, continua a tifare una campionessa che continua a mietere successi. I miei complimenti a Bebe Vio, che ci ha stupiti nuovamente con una grande prova nel fioretto, cogliendo un oro meritatissimo. Bebe ha affrontato il ritorno alle competizioni con grande passione, dopo lo stop dovuto all'infortunio. Sono certo che la nostra campionessa è pronta a ulteriori grandi risultati, non solo nello sport. Nei prossimi giorni affronterà la sessione di laurea, dimostrando che lo sport è fucina di campioni anche al di fuori delle competizioni. Faremo tutti il tifo per lei. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, che commenta così la medaglia d'oro di Bebe Vio, conquistata oggi nella tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nimes in Francia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 24 aprile, è la San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!